Sta proprio bruciandole. Sì. Fumo e fiamme che spuntano da montagne altissime e nere. Il carbone della miniera è ammucchiato a cielo aperto, a perdita d'occhio, sotto il sole. Sono oltre 200.000 tonnellate. L'Enel, che dovrebbe usarlo per la sua centrale elettrica, non ne ritira che una minima parte. Caldo e umidità innescano continui incendi. Seconda notte trascorsa nella miniera Carbosulcis occupata, la situazione è altrettanto esplosiva. Noi abbiamo la nostra riservetta dove è stoccato l'esplosivo con i suoi detonatori che noi utilizziamo quando si lavora e quando troviamo della rocciatura da scavare. La stiamo custodendo, non sappiamo fino a quando i minatori terranno una certa calma. In galleria in queste ore c'è una specie di assemblea permanente. Alcuni dei minatori andranno a Roma venerdì, un incontro dove si decide il destino anche di un'altra industria strategica a rischio chiusura, l'Alcoa Alluminio. Tra gli occupanti anche tante donne che lavorano nelle gallerie della miniera da decenni e sanno come è ridotto il territorio intero. Prima di lavorare qua ho lavorato per circa 5 anni in Alcoa, avevo contratti a termine e quindi scaduto il contratto anche l'Alcoa stava attraversando in quel momento un periodo di crisi, quindi non ha rinnovato più i contratti. Ed è arrivata a Carbosulcis. Prima di passare in Carbosulcis ho fatto il capocantiere per un'impresa che lavorava nei cantieri esterni della Carbosulcis. Sempre precaria? Sempre precaria, sì. Qui i minatori sono quasi tutti diplomati, ci sono tantissimi laureati, perché lavorare in miniera oggi pretende una grandissima professionalità. Perdere questo è perdere una miniera di esperienza.